tumorale noi abbiamo riscontrato delle mostruosità, addirittura abbiamo fotografato animali con agnelli appena nati, con gli occhi in una posizione posteriore, per esempio al posto delle orecchie erano gli occhi, con 6 gambe, con la testa, con un occhio solo. E da queste scoperte che il dottor Giorgio Mellis sta raccontando a Raffaella Puscendu parte la prima inchiesta della Procura della Repubblica di Lanusei per disastro ambientale sull'inquinamento provocato dalle attività del poligono. Ma sentiamo che cosa dice ancora il dottor Mellis a Raffaella Puscendu. Erano mostruosità, come le aveva definite un allevatore, e un allevatore le ha definite mostruosità inguardabili. Tanti. Era un numero elevato, non... Troppo elevato per essere un caso, Certo, insomma per essere la normalità. non poteva essere una casualità, era elevato il numero. Ma ancora di più quando i pastori, ci ha colpito quando i pastori hanno anche denunciato che loro stessi erano ammalati, alcuni di loro erano ammalati di patologie tumorali. Tanti pastori? Su 11 aziende intorno al poligono di Capo San Lorenzo, 7 hanno avuto almeno un caso di problemi tumorali. In pratica sono 10 allevatori su 18 che sono stati colpiti da malattie tumorali.